Allora, eccoci qua in studio, accennavamo un po' fuori onda, dopo leggiamo anche i messaggi quando vengono messi visivamente, li possiamo anche leggere. Eccolo qua, vediamo questo. A volte l'esasperazione viene da una repressione della propria insoddisfazione. Qui interessante anche questo aspetto. Certo, assolutamente, oltre che essere legittimo è anche pertinente. A chi ha scritto, ma in generale, quindi su questo si potrebbe dire che è il modo in cui poi configuriamo l'insoddisfazione. Se noi la configuriamo come un qualcosa che deve trovare comunque poi soddisfazione, allora è possibile che mettiamo in atto condotte che esasperino il modo di interagire con l'altro. Se invece l'insoddisfazione la configuriamo come un qualcosa che può essere condiviso e che si può riuscire a disperdere, a diffondere nell'interazione con l'altro, allora questa insoddisfazione non può comportare elementi di esasperazione. Su questo sicuramente quindi manca il dialogo, insomma, sostanzialmente. Prego, scusi. Manca il dialogo. Sì, cioè è il modo in cui si interagisce più che il dialogo di per sé, sì. Perché quello comunque in una famiglia c'è. Certo. A un livello più alto, a un livello più basso, ma comunque c'è in una famiglia o in un rapporto con una persona. È il modo in cui lo si definisce. La violenza è ingiustificabile, ma se ci fate caso la violenza va a pari passo col livello culturale e benessere della società. Dove esiste ignoranza e povertà, la violenza è normalità. In una nazione dove soldi e benessere non mancano, non esiste violenza. Ecco, su questo ritengo che sia utile smentire questo tipo di messaggio. Non è così, non è così per i dati che abbiamo, come ci accennavamo anche noi in precedenza, è proprio trasversale purtroppo il solito che non emerge perché c'è la vergogna, però lei come dice, come dicono tanti centri antiviolenza eccetera, famiglie molto benestanti, agiate, dove problemi economici non esistono, invece questa violenza continua ad essere. Ma anche sempre nel fuori onda, noi parlavamo di stati come la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, che riteniamo avanzati in termini di welfare, di offerta di servizi, eccetera. E di uguaglianza anche tra fra i due generi, anche lì ci sono. Ed è anche piuttosto presente a livello di dati statistici e di rilevanza della questione. Quindi non è così. Gli Stati Uniti, che sono ritenuti la più grande potenza economico-militare del pianeta, è diffusissima la violenza, soprattutto, come sempre, intramoenia. Ecco, vediamo se riusciamo a mettere in onda un altro messaggio che era arrivato prima mentre eravamo in pubblicità, che era anche abbastanza lungo, comunque vediamo dalla regia se riescono a mettere in onda. Sì. Tipi di violenza invece, anche a seconda del paese dove questi vengono attuati. Sì. Lei diceva che c'è comunque una caratterizzazione geografica, no, di questi. Sì, c'è una caratterizzazione geografica su questo, ai noi, sempre piuttosto drammatica, ma comunque la rilevanza la si può definire. In Italia la violenza tende ad essere una violenza di tipo sessuale, quindi l'uomo, il maschio, quando attua condotte di tipo violento, individua la sfera sessuale come un elemento di forte predominanza, di forte contenimento di quella che può essere la sfera della donna, la sfera femminile. Poi viene la violenza, anche la violenza fisica. Per esempio, dai dati che abbiamo in Italia, adesso che anche il nostro è un paese caratterizzato dal flusso migratorio, la violenza sessuale è la prima rispetto alle italiane, la violenza fisica è la prima rispetto a donne provenienti da altri paesi. Quindi questo per testimoniare quello che si diceva poco fa. Relativamente alla differenza di costumi, i paesi dell'est tendono a deturpare l'immagine e l'estetica femminile piuttosto che la dimensione sessuale, quindi
usare il sesso, l'atto sessuale come elemento di predominanza, tendono proprio a deturpare attraverso forme acidi, utilizzo di lame, eccetera. Sono un uomo di mezza età e vi garantisco che è facile cadere nella violenza, che un forte training autogeno mi sostiene in certe situazioni, la differenza tra uomo e bestia. Ecco, questa persona è una persona encomiabile, perché comunque ha cercato di trovare modalità di soluzione individuali, cioè ha cercato una strada propria, testimoniando nel contempo quanto sia facile cadere in certe condotte. Ecco, quello che la Fondazione vorrebbe fare è riuscire ad offrire appunto un luogo neutro, che non è caratterizzato da nessuna etichetta di alcun tipo, un luogo neutro in cui persone come queste possano trovare appunto spazio o anche insegnare, ecco, voglio dire, ma in questi posti vi viene insegnato qualche tecnica per uscire da situazioni, no? È come un po' l'aggressività che qualcuno magari può manifestare in luogo di lavoro, no? La reazione certo. A un sopruso, certo. oppure al capo che dà determinate disposizioni e ordini che non vengono condivise. Ci sono delle tecniche di conta fino a 10, poi rispondi, fai appunto un train autogeno, perché altrimenti le conseguenze poi sono micidiali, con il rischio anche di mettere in discussione la propria posizione professionale e quant'altro. Una politica, quindi questa era un po' la domanda, se ci sono delle tecniche. Una politica della famiglia fallimentare ha reso difficile la convivenza serena tra uomo e donna. Troppi problemi insormontabili, casa, lavoro, soldi, impossibilità di creare un ambiente sereno, resta solo gli affetti, toglie anche quelli, l'insicurezza porta alla paura, e qui si capisce, la paura al panico, il panico alla follia, il caso anomalo diventa normalità quotidiana. Inutile criminalizzare la pazzia, la colpa sta nella politica che ha tolto valore alla vita umana. Anche qui sono escurso di tante difficoltà che le famiglie d'oggi affrontano, e con appunto l'esasperazione totale, e quindi la perdita della presenza in se stessi. Quindi anche qui, come uscirne? Intanto chi ha scritto ha comunque una propria lucidità di pensiero, e questo va sottolineato. L'aspetto politico è un aspetto che lasciamo ad altri. Ma venivano indicate delle cose rilevanti. Ecco, lei chiede, tutti ci chiediamo come uscirne. Allora, quello che si sta facendo e quello che si farà nei luoghi, negli spazi che la Fondazione ha messo a disposizione di questi uomini, di qualsiasi, naturalmente, di questi maschi, è quello di lavorare su educare a poter gestire le interazioni in modi che poi non comportino appunto l'esito della condotta violenta. Mi perdoni, un po' stiamo cercando di fare, si farà quello che ci ha insegnato, usando una metafora, un po' la chimica. Se modifichi l'assetto della composizione della sostanza, quello che prima era tossico poi invece può diventare qualcosa che è assolutamente fruibile e disponibile. Lei provi a pensare, aggiungendo un atomo di ossigeno l'acqua diventa acqua ossigenata e mi posso schiarire i capelli, però non la posso bere. Ecco, questo è quello che si sta cercando di fare, che si farà all'interno di questa fondazione. Educare gli uomini, così come anche le donne, ma gli uomini in particolare, a mettere in campo delle modalità di interazione all'interno delle quali la condotta violenta è esclusa, perché possono generare un assetto nella relazione stessa tale per cui poi la violenza è qualcosa che non viene più messo in campo e che non viene appunto usato. Più che lavorare sulle caratteristiche del singolo, e quindi in termini, come noi chiameremo, terapeutici, educare la persona a interagire in un modo che consenta poi di avere un assetto che non sia conflittuale, che non possa sfociare con condotte di tipo violento. Perché all'estremo limite è una semplificazione massima dei rapporti, il chiudere un qualsivoglia di verbi, discussione o questione con la violenza, mettere a tacere anche forse parte di se stessi, perché uno aggredisce molte volte quando si sente non dalla parte della ragione ma
forse anche del torto, no? Sì, è che si ritiene la condotta violenta come una condotta risolutiva. A volte diventa normalità, purtroppo, ma anche quando è incidentale rispetto a certi modi di vivere, comunque la si considera come la condotta che risolve tutto quanto. E invece non è così, perché poi ha degli strascichi enormi, non solo di carattere giuridico, che sia chiaro, ma proprio nell'assetto familiare, nell'assetto del rapporto stesso, ma non è assolutamente risolutiva. Ulteriormente ingigantisce la drammaticità della situazione. E per cui appunto educarci ed educare a utilizzare degli altri modi di interagire fa sì che poi la condotta violenta resti esclusa. Il rendere divulgare, parlarne, eccetera, è positivo o negativo? Cioè può portare allo scoperto questo nervo debole della situazione, oppure al contrario può renderlo più suscettibile? Allora, sicuramente è una cosa utile da fare, ma su questo è necessario sfatare appunto dei luoghi comuni, perché se no non riusciamo a entrare dentro, e se no chi utilizza queste condotte non ha chiaro che ci possono essere delle altre possibilità. Ma come si diceva innanzi, se noi chi perpetra queste condotte li consideriamo come delle persone clinicamente disturbate o sulle quali non c'è nulla da fare perché comunque hanno una composizione genetica tale per cui è chiaro che queste persone non si avvicineranno mai a una possibilità alternativa della risoluzione della loro dinamica familiare o relazionale con le proprie compagne, mogli, eccetera. Chi sa di avere una tendenza alla risoluzione dei rapporti violenti, quindi magari anche da subito anche tra compagni a scuola, insomma sa che ha questa tendenza un pochettino facile all'uso delle mani, della violenza, può instaurare c'è un modo di costruire un rapporto di coppia sano? Cioè che non faccia cadere in queste situazioni da subito, quindi strutture, cosa può fare? Allora la risposta è inequivocamente sì, poi come ricercatore devo dire di sì, se no vuol dire che non abbiamo prospettiva, però la risposta è sì, perché lo possiamo già osservare in quello che nel piccolo si sta facendo. Laddove si riesce a lavorare con questa persona educandolo a modalità che siano alternative a quelle della condotta violenta, è la persona poi per prima che si dichiara molto più soddisfatta di sé, ha un livello di riconoscimento del proprio status completamente più alto e differente da quello precedente. Quindi lo stesso attuatore di violenza sta meglio? Assolutamente, lo riconosce. Il fatto che lo riconosce soltanto quando prende atto che ci sono delle altre possibilità. Fintanto che continua a restare in questo modo che ritiene l'unico possibile, drammaticamente e ingiustificabile che sia, ma fintanto che lo ritiene l'unico modo, allora continua ovviamente ad utilizzarlo. Laddove invece riesce a passare, incomincia ad utilizzare delle modalità differenti, ecco che allora questa cosa accade. Il Pierino che prende 4 a scuola non è contento di prendere 4 a scuola, faccio una metafora terribile. Ecco, sì. Ma nel momento in cui prende 8 è contento, è molto più contento di prendere 8. Ecco, quindi nella metafora bisogna terribile, insegnargli come prendere 8. Sì, ecco, punto. Ma se non riusciamo ad agganciarlo, non riusciamo ad educare questa persona. Quindi autoconsapevolezza del proprio limite, del proprio problema, e a un certo punto andare a rivolgersi a chi può dare un aiuto, può dare un supporto. Sì, un aiuto, un supporto in cui si parte proprio dalle cose che accadono, non da chi sei. Ecco, su questo vorrei proprio lanciare un messaggio di tranquillità, laddove chi lo colga lo coglierà. Non si lavora su chi sei, su quali sono le tue caratteristiche, ma si lavora su quello che accade e come possiamo modificarlo. Perfetto, professore, grazie del suo intervento, a lei. Grazie ai nostri telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, di averci seguito. Appuntamento come sempre a domani con un'altra tematica e altri ospiti. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.